Ciao a tutti piederoli, eccoci qui a fare il nuovo capitolo della campagna dei non morti di Warcraft 3 Reign of Chaos. Andiamo nel camion dei dannati e ci accendiamo a fare l'assedio di Dalaran, dove praticamente dobbiamo andare a prendere il libro che ci serve per fare l'evocazione. Andiamo subito. Ecco qua i miei bei carretti dei non morti, ma che bellini, sembra delle tarantole, che bello. Sembra il morso di un ragno, che bello. Il discorso prima della battaglia. Maghi del Kirin Tor. Aug. Sono Arthas, primo cavaliere della morte del re dei Lich. Ordino che apriate i vostri cancelli e vi arrendiate alla supremazia del flagello. Già. Non capisco perché perde tempo così, comunque. Saremo a loro a dir di no, ovviamente. Salve, principe Arthas. Come sta il vostro nobile padre? Anche simpatico. Lord Antonidas, non siate sarcastico. Ci siamo preparati alla tua venuta, Arthas. Detta così, suona Io e i miei male. fratelli abbiamo creato delle aure che distruggeranno qualunque non morto tenti ad attraversarle. La tua stupida magia non mi fermerà, Antonidas. Riporta indietro le tue truppe. Certo. O saremo costretti a liberare i nostri pieni poteri contro di te. Fai la tua scelta, cavaliere della morte. E lui fuga. Percepisco che le aure sono mantenute attive da 3 maghi. Trovali e uccidili. In questo modo le aure si disperderanno. Ok, quindi la missione è chiara. Ci sono 3 arcimaghi da accoppare e per togliere queste aure che danneggiano i non morti se ci vanno dentro. Intanto raduniamo l'esercito, portiamo indietro i carri, che in caso d'attacco sono i primi che vengono bersagliati. Vedete, quella lì è l'aura. Poi intanto cominciamo a potenziare le torrette per difenderci. Qui mettiamo subito a fare la tecnologia, perché ho bisogno delle truppe più forti, quelle più massicce, perché praticamente per andare dentro l'aura, se vado con i gol me la coprono subito, quindi accumulerò molte truppe massicce come abommini e draghi. Allora, intanto col mio eroe vado a fare un giretto, perché vedete, se andate dentro l'area, la barriera, lui diventa viola e perde vita. Qui cosa c'è? Ah beh, ci sono 2 strutture in decadimento. Copiamone una per... Ok, andiamo a cominciare a seccare un po' di gente, a cercare di uccidere il primo arcimago. Il mio talento è a tua disposizione. Urca boy, aspetta che mi stanno venendo ad attaccare. Torna indietro subito. Torna indietro. Torna indietro. Cammina in punta di Torna indietro. Ti manca qualcosa? Via con i carri che se no me li beccano subito. Vedete, guarda. Solamente con poco tempo che sono lì dentro, guarda di quanto è calata la vita ai ghoul. Cioè un suicidio. Cioè non servono a niente praticamente. Il mio talento è a tua disposizione. Ok. Via, potere dei ghiacci, guarda che roba. Avere 2 eroi, questi 2 eroi qui sono potentissimi insieme. Veramente, veramente potenti. Me li sono attirati in base così almeno mi agevola il lavoro. cammina in punta di piedi. E cosa Curiamo il ghoul malaticcio, che ho perso poco. Anche se adesso per attaccare quel cazzo di arcimago perderò praticamente tutto l'esercito. Nessuno può darmi. Allora, andiamo a togliere la prima barriera. E cosa c'è ora? Stavo pensando. Via. Parla, idiota. Cominciamo a usare un po' di skill degli eroi. Ti manca qualcosa? Vedi come vanno giù come piume i miei ghoul nella barriera. Cioè sono inutili praticamente. Cammina in... E cosa c'è ora? Però ho perso anche un abominio, il che non è buono. Però ve lo rifarò, pazienza. L'importante è che secco sto cazzo di arcimago. Nessuno può darmi ora. Il primo è il più tosto, gli altri sono più semplici. Forse un po' l'ultimo, ma... Nessuno può darmi ora. Il secondo è il più stronzato, dopo vedrete perché. Il mago è stato ucciso. La prima aura sta svanendo. Ok. Idiota. E se è rimasto... però là lo coppo. Hai chiamato? Nessuno può darmi. Curiamo l'abominio, via. Cammina in punta di piedi. Ok. Adesso intanto con Arthas, con i miei 2 eroi, intanto che mi rifaccio l'esercito, vado a seccare un arcimago secondario che ti dà solo un oggettino che è là. Adesso vedete dov'è.
Se lo seguite lì nella minimappa. Parla, Ecco, idiota. qua c'è un arcimago di livello 6 Qualcosa? Cammina che ti dà un bel oggettino. Ora con i miei 2 eroi lo Via secco. al flagello. Infatti è già morto. Tempo 2 secondi, ecco. L'oggettino è la pietra guaritrice, che è molto buona, aumenta il recupero della vita. Nessuno può darmi ordini. Ok. Intanto cominciamo a dare un'occhiata un po' in giro qui a liberare, cioè a uccidere un po' di truppe umane nei dintorni. Evocazione Tanto sono lì completa. senza fare niente. Tanto che mi faccio un esercito per seccare il primo accampamento umano. Ci sono 3 accampamenti, due di cui da seccare e uno che non è praticabile, insomma. Cammina in punta di piedi. Almeno che mi ricordi io. Ricerca E in genere sta missione ne secco 2 e poi dopo vado direttamente a finirla. Inchino il tuo volere. Facciamo la struttura per fare i draghi. Che mi servono contro le torrette umane che sono rompicoglioni. Che con le loro abilità li congelano, quindi non tirano più. Aglia. Adesso mi arrivo. Gli umani del villaggio blu rompono i coglioni. Fuga, fuga, fuga. Finalmente. Abominio, abominio, abominio. Salvo. Via, via, via. Fuga, Cosa c'è fuga. ora? Ritirata, ritirata. Parla, idiota. Evocazione Cammina in completata. punta Ok. di piedi. Me li sono salvati tutti i miei abomini. Adesso veniamo qui in base. Ah, intanto me li sto anche pompando, eh. Abomini e draghi li devo portare al massimo di Nessuno difesa e può darmi attacco. ordini. Con il cimitero. Parla, idiota. Nessuno può darmi Ok, ordini. adesso con anche l'aiuto delle mie torrette questi vanno giù come fuscelli. Guardate come vengono giù. Via, morti. Cammina in punta. Curiamo l'abominio. Pum. Adesso te usami il ghiaccio. Pum, guarda che roba. È buonissima la sua magia. Fa un sacco di danno. Che cosa c'è ora? Ricerca Talento completata. è a tua disposizione. Ok, andiamo a cercare anche sto arcimago secondario qua, con sto gruppetto di truppe. Adesso c'ho ancora le truppe rallentate dalle incantatrici, i 2 maroni. Parla, Le idiota. incantatrici umane, Cominciamo. che ti tolgono la velocità di movimento e la frequenza di tiro. Stavo pensando. Ah, ma di livello 1 sto bagaglio. Ma come va giù? Vale. Cosa c'è ora? Durato un secondo, neanche. Idiota. Vale. Nessuno può darmi ordini. Il mio talento è a tua disposizione. Vale. Facciamo secchi anche tutti questo gruppetto d'umani qua. Tanto non possono nulla contro i miei abomini. Vedo che sono più resistenti, c'è praticamente quasi zero perdita quando faccio dei combattimenti. Ecco il primo draghetto, benvenuto al Le mondo. nostre truppe sono sotto attacco. Che cosa c'è ora? Ok. No, lasciamo perdere, tanto questo adesso non truppa più. Gli infedeli hanno aperto Urca, una breccia urca. nelle nostre difese. Abbiamo arrivato anche con le artiglierie. Adesso mi seccano tutte le torrette, che 2 Le maroni. truppe sono sotto attacco. Forse, il mio draghetto, via, 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 via. Ricerca completa. Fuga, fuga. Nessuno può darmi ordini. Parla, idiota. Aspetta che mi salvo il draghetto che me lo stanno per seccare, sti cazzo di archibugi. Dove vai? Vieni qua, salvo. Nessuno può darmi ordini. Desidero solo servire. Te rifammi le Sono torrette. sotto attacco. Non posso evocare. Con piacere. Anche se dopo che vado a prendere la prima accampamento umano non mi servono più qua. Gli infedeli hanno aperto una breccia nelle nostre difese. Ed è andato anche l'ultimo, bene. Cammina in punta di piedi. Vediamo. Buono, adesso andiamo a fare l'attaccone al primo accampamento umano, così mi espando. Ancora non posso fare la ricerca per il ghiaccio, vabbè, facciamo senza. Sarò i tuoi. Tanto con la mia ombretta andiamo a vedere, visto che il primo è vulnerabile alle ombrette, che non ha cioè, il potenziamento umano che rivela le unità nascoste. Ho messo a fare il ghiaccio. Nessuno può darmi ordini. Tanto cominciamo a fare azioni di disturbo. Punta di piedi. Così almeno diminuiamo un po' il numero di rompicoglioni. Perché ci sono le torrette umane che sono veramente fastidiose. E sono deboli all'attacco magico, ma qui in Rock ancora i draghi non li hanno messi con attacco magico. Cammina in Se no con i draghi le torrette vanno giù in tempo un secondo. Stavo pensando. Allora, Frost. secca tutto, secca tutto. Nessuno può darmi ordini. Porca non me sono accorto. Ho seccato un drago.
Vabbè, lo rifarò. Cammina in... Cavolo di potenziamento per le torrette, dove cacchio è? Qui. Cominciamo. Ma boia, se sono forti quelle torrette, tolgono un sacco. I draghi hanno un sacco di vita. E cosa c'è ora? Nessuno può Ricerca darmi completa. ordini. Poi ci sono anche gli archibuggi che tolgono di più perché sono forti contro le unità aeree. Cosa c'è ora? Oh, finalmente. Ecco fatto, adesso le torrette non mi rompono più marrone. Quando vengono colpite dai draghi. E adesso praticamente è una passeggiata. Nessuno può darmi ordini. L'accampamento lo tiro giù in tempo 2 secondi. Allora, godetevi un po' di sana devastazione. Che bestie che c'ho Cammina in punta di piedi. contro fragili umani. Guardate questi. Pam! Nessuno può darmi ordini. Ah, finalmente. Yes. Cammina in... E adesso mi distruggo tutta la base con calma, credo. Nessuno può darmi ordini. Se nessuno viene a rompere i coglioni, ovviamente. Dagli altri accampamenti. Parla, idiota. Nessuno Ah, può se darmi consideri le ordini. strutture non possono neanche essere riparate. Eccoli, immaginavo, guarda. Che cosa c'è ora? Ma lo conosco come muore queste missioni. Quando pensi di aver vinto aver distrutto un accampamento, arrivano sempre gli aliati a rompere i coglioni. Parla, idiota. Però riuscirò a farla franca anche così. Io sto combattendo contro altre migliaia di truppe sempre con lo stesso esercito. Non si mette all'armatura quello là, così almeno rallenta le unità che lo colpiscono Mana insufficiente. e lo rendono molto più resistente. Nessuno può darmi ordini. Ale, Marco questo sotto attacco. dove andate voi? Ah, ma che palle, vedi che vanno subito dalle catapulte. Che cosa c'è ora? Cammina. Ok, adesso cerchiamo sti due fanti del cazzo che vanno a rompere le balle delle mie catapultine. Stavo pensando. Parla, idiota. Ale. Ok, dopo che l'ho distrutto, questo accampamento ci faccio subito una seconda Il mio espansione destino è deciso. per avere uno slancio d'oro maggiore. Parla, idiota. E qui c'è il secondo arcimago per togliere la barriera che c'è adesso qui. Vedete? Ritornano i farfalli. Dove sono tutti? Oh, adesso c'è anche gli abomini che fanno con l'accia, ce l'avevo già da prima, che hanno il fetore, la puzza lì. Comunque il veleno, non so, Nostre truppe peste, sono non so come chiamarlo, Cosa c'è ora? però che toglie, fa danno alle truppe non morte Cammina vicino. in punta di piedi. Cerchiamo tutte queste belle truppette qua e adesso vedete un bel trucchetto. Come tirare giù la seconda barriera subito. E sto più rotto qua. Olè, tolte anche le torrettine, vedi che comodissimi draghi con il ghiaccio. Che cosa c'è ora? Ok, voi tornate indietro che vi riprendete. Stavano arrivando i rinforzi del terzo villaggio, ma tanto ho già fatto. Che cosa c'è ora? Ok. E tac. Praticamente hai usato il coil. Dove cazzo andate? Vieni qui, dove vai? Vabbè, devo venire qui, vero? Cominciamo a capirci. Venite qua. Pam pam pam. E poi da qui ci arrivate. Pum. 4 coil e muore. 4 spire mortale, coil in inglese. Tanto lui deve rimanere lì per forza per alimentare la barriera, quindi non può muoversi. Cominciamo a capirci. Ah, puoi evocare quello che ti pare, tanto sei morto. Adesso appena mi arrivano 75 di mana, che qui costa 75, mi sembra che in Frozen Throne costi di meno, non vorrei dire una cazzata. Appena adesso arriva a 75, mi si libera la barriera. Azione completata. Frostmourne. Pam! Cammina E in... praticamente Il adesso secondo mago è stato ucciso. mi devo barricare un po' qui e mettere a posto la seconda postazione, che stanno già arrivando a rompere i coglioni, vedete? Il talento è Sto cazzo di villaggio blu. Cammina in punta. Guardate là, fanteneria, no? Erano appena arrivati sti bastardi. Beh, appena arrivati, no? Un po' che... No, giustamente, ci hanno messo un po' per ricaricarsi. Ecco, adesso c'è l'abominio che mi sta morendo, ma ho finito il mana. Porca troia, vabbè. Nessuno può darmi... Una perdita me la posso anche permettere.
Cosa c'è ora? Ok. Via. Evocazione completata. Ho dato a cagare anche questa ennesima minaccia. Va bene, direi che per questa parte è tutto. Ci vediamo nella seconda.